Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e voi siete su Sardinia World, il canale dedicato al combattimento, alla rievocazione storica, alla storia e all'archeologia della Sardegna. L'ultima volta abbiamo parlato delle cosiddette Dee Madri sarde, famosissime per il fatto di essere state rinvenute numerose, ad esempio così nella necropoli di Cucuruisa-Rius di Cabras, insieme ai defunti, agli inumati del Neolitico. Una cosa assolutamente rara in quanto nella penisola italiana l'unico caso noto fino ad ora è quello della necropoli di Vico Fertile di Parma, che presenta una piccola dea con delle braccia, diciamo, a gruccia, poste quasi a gruccia, che può essere accostata ad alcune nostre dee madri, anche se però le datazioni sono diverse. Quella di Vico Fertile è appartenente alla cultura cosiddetta VBQ, secondo, quindi vasi a bocca quadrata VBQ, che in Nord Italia si sviluppa in un periodo molto precedente alle Dee Madri che più o meno somigliano della Sardegna, che però sono dell'età del rame. Oltre agli esemplari di Turriga sono noti diversi esemplari, talvolta più piccoli. E una cosa interessante è sempre il colore che hanno queste Dee Madri. Raramente è un colore scuro, molto spesso sono colori chiari. Talvolta sono realizzate anche in materiali proprio peculiari, quali l'alabastro. E personalmente, ma anche altri archeologi lo evidenziano e supportano questa ipotesi, era un riferimento al legame tra la dea e la luna. Ad esempio sono noti rinvenimenti dalla necropoli di Puttu Codinu, dove una dea madre assolutamente di colore bianco era posta all'interno della sepoltura a grotticella chiamata in Sardegna Domus Dejanas, o Domu Dejana al singolare. E quindi abbiamo diversi modelli, di cui il più famoso è quello di Turriga, ma è famoso anche quello rinvenuto a Portoferro. Potete vedere che la differenza tra questi due idoli, tra queste due Dee Madri, è il fatto che quello di Turriga abbia una forma più, diciamo, sintetica, meno anatomicamente corretta, potremmo dire, mentre l'idolo a traforo rinvenuto a Portoferro, vicino ad Alghero, anzi vicino alla baia di Portoconte più che ad Alghero, è anatomicamente più esatto, potremmo dire, però anche questo è molto schematico. E infatti le braccia vanno a stringersi sul fianco con poi una basetta che probabilmente serviva, almeno questo mi suggerisce il maneggio di simili oggetti, poteva anche essere o un'indicazione dei fianchi oppure anche per essere impugnata. Ricordiamo che questi oggetti dovevano essere utilizzati in qualche modo e insomma la ricchezza, la diversità delle nostre Dee Madri sicuramente è un motivo di vanto e insomma moltissimi artisti si sono ispirati ai nostri preziosi gioielli archeologici, tra cui Nivola, che ha realizzato molte delle sue statue, probabilmente pensando alle Dee Madri già conosciute al tempo. Insomma, in Sardegna probabilmente spesso dimentichiamo che questi oggetti apparentemente meno appariscenti, in realtà questi oggetti ci raccontano molto, ci raccontano come probabilmente pensavano le persone del tempo, che è una cosa veramente difficile, che i più grandi antropologi e archeologi hanno sostenuto a seconda del pensiero e della scuola che si andava un po' a formare. Cioè pensare come l'uomo preistorico, forse è la cosa più difficile da raggiungere. E questi oggetti, questi manufatti, con i loro minuti dettagli, a volte possono dare qualche suggerimento su questo tipo di pensiero. Pensiero astratto, pensiero religioso, pensiero legato ai rituali funerari. Se volete ulteriori approfondimenti scrivetelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video
mettete il mi piace, condividete su Facebook, su Instagram, su Twitter, eccetera eccetera. Insomma, lasciatemi un commento, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Noi ci rivediamo su questo canale per ulteriori video e approfondimenti sull'archeologia, sulla storia, su materie differenti ma spesso concomitanti della storia e dell'archeologia della Sardegna. Un caro saluto e a presto. Ciao!